Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buonasera. Le belle immagini della regia di Andrea Basso col coordinamento camere di Renato Capoia vi giungono in diretta dal Duomo di Oderzo. Che vi parla è la voce di Lucio Zanato e qui siamo a presentare il collegamento in diretta per la serata di esibizione di 7 cori alpini, 7 cori per una sezione. Questa è la serata organizzata dalla sezione di Treviso nell'ambito dei 100 anni della fondazione. Era il 6 ottobre 1921, 100 anni dopo appunto questo centenario inizia di fatto con questa serata. 7 cori, una sezione, serata che viene presentata da Fiorella Colomberotto e Nicola Stefani, ai quali cedo subito la parola. Signore e signori, buona visione. Signore e signori, gentili ospiti, buonasera e benvenuti, bentrovati tutti. Buonasera, anche da parte mia. È un piacere rivedere tanti volti, amici, tanti cappelli d'alpino finalmente seduti qui davanti. Vi abbiamo lasciato circa 1 anno e mezzo fa, poi tutto è diventato più difficile. Vi osservavo arrivare piano piano mentre seduta qui. Guardavo anche le pareti di questo bellissimo tempio, era veramente un piacere vedere questo luogo riempirsi. Fa venire i brividi e fa battere il cuore ritornare a fare eventi di questo tipo. Assolutamente, siamo particolarmente felici ed orgogliosi di presentare a tutti voi questo nuovo progetto dell'Associazione Nazionale Alpini e nello specifico della sezione di Treviso, che con questa giornata intende percorrere un altro tratto di strada alla volta dei grandi festeggiamenti del 31 ottobre in nome del centenario della sezione di Treviso. Serata corale, serata legata alla cultura, all'intimità, alla storia delle nostre comunità e al modo di essere della nostra gente, Fiorella. Sì, la coralità fa parte assolutamente della nostra tradizione, fa parte del nostro, sì, essere alpini, ma fa parte dell'essere italiani, gente gioiosa, canta volentieri. È bello trovarsi in compagnia e riuscire a fare una bella cantata. Al momento potremmo dire anche bello trovarsi in compagnia. Assolutamente, È mancata anche quella. Vedo che siete tutti molto compiti, distanze di prossimità, mascherina, grazie per queste attenzioni. Il saluto particolare agli ospiti che sono il signor Sindaco della Comunità di Oderzo, sono il consigliere regionale, presidente della Quinta Commissione Sonia Brescancin, sono i nostri presidenti di sezione delle 4 sezioni trevigiane, Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene e naturalmente la presidenza della sezione di Treviso con i propri consiglieri e con il delegato nazionale. Grazie per essere insieme con noi. In sala i presidenti emeriti, i rappresentanti della famiglia Covre e molti altri amanti della musica e credo rappresentanti del mondo dell'associazionismo e di tutto quello che fa comunità, per stringerci attorno agli alpini in una serata fatta di canzoni, di memoria, certo di ricordi ma anche di tanta bravura. E oltre agli ospiti che abbiamo salutato c'è tutta l'altra parte dello spettacolo che sta qui dietro nascosta, che aspetta soltanto di potersi esibire. Possiamo dire finalmente, perché per alcuni dei cori di questa sera è davvero il primo appuntamento dopo 1 anno e mezzo rimasti fermi. Addirittura c'è qualche coro che si è ritrovato 15 giorni fa per fare le prove per poter cantare questa sera. Sicché io, prima ancora di presentarveli, vi invito a fare a loro un applauso di incoraggiamento perché se lo meritano tutto. A palcoscenico vuoto, ma lo stanno sentendo e questo li caricherà. Certo, le porte sono ben aperte, hanno sentito tutto. Sto parlando dei 7 cori. 7 cori vuol dire una sezione con tanta voglia di vivere, una sezione con tanta voglia di cantare, ma anche una sezione con tanta voglia di fare storia. Sto parlando del coro Ana Cimedauta di Roncade, coro Ana del Montello che fa sede a Biadene, il coro Famiglia Alpina di Breda di Piave, il coro Ana i Gravaioli di Maserada sul Piave, coro Ana di Oderzo,
Coro Ana di Preganziol e il gruppo vocale Ottetto Ana Treviso. I primi tre sono nati ormai nel lontano 1976, fra qualche anno fanno 50 anni, Nicola. Sì. Ma ce n'è uno anche di molto giovane. Giovanissimo. Giovanissimo, nato nel 2016, un gruppo un po' più ristretto, un po' più agile, che ha uno sguardo magari un po' più diverso rivolto al futuro. Questa sera avremo modo di apprezzare sia le radici del canto che qualche cosa un po' più di innovativo, di giovane, ma all'interno del mondo alpino ci sta tutto. Ci sta tutto, ci sta tutto. L'ultima cosa che vi invito, sollecito nella vostra memoria prima di dare la parola al padrone di casa, è l'avventura che abbiamo vissuto tutti con il Coro dei Cori. Era il 2017, anno della grande adunata a Treviso. Ci emoziona ancora il ricordo e ci deve giustamente emozionare il lavoro del Coro dei Cori, quella idea magica che ha riunito la coralità trevigiana, l'insegna della voglia di inventare una nuova canzone, un nuovo modo di cantare, ovvero un nuovo testo di una canzone per cantare, e poi la produzione di un magnifico CD per bande alpine e per cori alpini, che ancora oggi resta una pietra miliare della nostra compagnia, della nostra allegria. Certo che sì, e questa sera nelle varie presentazioni che noi andremo a leggere vedremo che più di un coro ha prodotto lungo il suo cammino di gruppo e di associativo i loro CD con i loro canti. Ecco, soltanto come nota, se qualcuno fosse interessato ad avere questi CD, vanno richiesti direttamente al coro, anche via mail, un giorno successivo. Ecco, se dovesse accendersi questo interesse, non ce ne occupiamo noi questa sera, la cosa la gestiscono in privato e personalmente. Bene Fiorella, certo. Rompiamo gli indugi ed entriamo nel vivo della serata. Pieve millenaria. Il Duomo di Oderzo è storicamente nato ancora prima dell'anno 1000, conserva opere straordinarie e rappresenta un punto della nostra civiltà cristiana davvero molto importante. Il tutto si riassume, credo, nella dedicazione ad abbazia di questo Duomo. 1926, Papa Pio XI decide di far assurgere il Duomo di Oderzo ad abbazia e quindi di consentire ai rettori del Duomo di fredarci del titolo di abate. E noi questa sera, ringraziando davvero di cuore da parte di tutta la sezione della comunità opitergina il Monsignore del Duomo, vorremmo che Don Pierpaolo Bazzichetto offrisse il suo pensiero e il suo saluto a questa magnifica platea. Saluto tutti voi, carissimi amici alpini della sezione di Treviso, e vi ringrazio per essere venuti qui nel nostro Duomo, aver pensato questo evento all'interno del nostro Duomo, non solo per la bellezza artistica, ma soprattutto per il valore simbolico che ha questo evento. Del resto voi alpini ci aiutate, dico sempre, a guardare in alto e a guardare anche dentro di noi, riscoprire i valori profondi della nostra vita con il vostro spirito di sacrificio, la prontezza a venire incontro ad ogni situazione di bisogno, e di questo sempre vi saremo grati. Non da ultimo, come sentiremo questa sera, i canti della tradizione alpina sono canti intrisi di fede e di umanità, che parlano di amore al Signore, di amore alla famiglia, di amore alla patria, valori quanto mai importanti sempre e anche oggi. Auguri a tutti voi e buona serata. Grazie. Grazie davvero. Grazie infinite. Grazie infinite, e si godono questo applauso i coristi del coro Ana di Oderzo, che entrano e danno vita alla prima parte della nostra serata. E li accogliamo con un altro caloroso applauso, visto che entra il primo protagonista. Coro Ana di Oderzo.
È nato nel 1976, è davvero uno dei cori storici e con uno di questi cori vogliamo cominciare questa sera. Nato per l'iniziativa di alcuni gruppi di alpini dell'Opitergino e con l'ufficiale riconoscimento, ovviamente, della sezione ANA di Treviso. Lo scopo principale del coro è sempre stato, fin dalla nascita, quello di divulgare e valorizzare il canto degli alpini e della tradizione sia di montagna che popolare. Dalla 51esima adunata dell'ANA del 78 si è esibito in quasi tutte le serate indette in tali occasioni e ha partecipato a rassegne corali, tenuto concerti nelle principali città italiane. Numerose inoltre le presenze a festival e rassegne musicali internazionali e di musica popolare. Il coro negli ultimi anni ha avuto un importante e piacevole cambiamento che l'ha portato ad abbracciare vari aspetti culturali e storici e ciò, oltre all'attività concertistica, ha permesso la pubblicazione di 3 libri scritti dal corista Vinicio Cesana, Il mormorio del Piave, Eroi del Piave e Iroso, storia dell'ultimo mulo alpino, facendo rientrare tutto questo in un progetto culturale che caratterizza l'operatività artistica del coro, con l'intenzione di amplificare e valorizzare il già importante e dinamico lavoro sul canto popolare. In questi ultimi anni ha inciso 2 CD audio, vi dicevo appunto prima, con i brani che rappresentano l'attuale percorso musicale, intitolati Sentimenti alpini e l'altro dedicato al maestro Bepi De Marzi, con il quale il coro ha saltuariamente delle buone collaborazioni. Il lavoro artistico si sviluppa nella ricerca della corretta vocalità, nella proposta di un repertorio adeguato ai tempi in un contesto esecutivo che tiene sempre in primo piano l'arte del recitar cantando. Si compone di una trentina di elementi ed è diretto dal maestro Claudio Provedel. Signore e signori, il coro ANA di Oderzo. Bellissimi, benvenuti a tutti. Sempre ordinati e ben schierati. Ed è giunto il momento di iniziare quello che siamo venuti a fare qui, a sentir cantare qualcuno che ha voglia di cantare, ne ha tanta. Ecco, anche Coro ANA di Oderzo ha cominciato da poco la sua attività, verso la fine del mese di agosto, mi pare, la prima esibizione, sicché fatelo sentire tanto con l'applauso, che gli volete bene, che volete sentirli cantare tante volte da qui in poi. Allora, hanno deciso di iniziare davvero in grande stile, con uno dei canti più significativi del panorama corale italiano. È un brano che raramente manca nel repertorio di un coro alpino, per la sua originalità, per il significato e per l'intensità emotiva che riesce a trasmettere. Do qualche cenno di ricordo, tanto per farvi capire prima proprio di dirvi che cos'è. E vediamo se lo indovinate, ma è facile. Gennaio 1943, e i più bravi l'hanno già indovinato. Siamo durante la ritirata di Russia, con una colonna di alpini che cercano di ritornare a casa. Freddo, fame, stanchezza, dolore, disperazione, c'era di tutto in quella colonna di alpini. E io credo che la cosa più bella per riuscire a capire il canto che faranno è quella di riuscire, ognuno di noi questa sera, ad immedesimarsi in uno di quei soldati. Non occorre che facciamo nient'altro e proviamo a guardarci dentro e a dare una parola ai sentimenti che potremmo aver provato in quel momento lì, alle parole che possono aver detto quei ragazzi, perché scopriremo che il maestro Bepi De Marzi lo ha saputo fare magistralmente, usando una parola sola, che sapientemente armonizzata riesce a racchiudere esattamente tutte quelle voci. E quella voce è un grido unico, che è Nikolajevka, Nikolajevka, Nikolajevka.
davvero un'esecuzione esemplare, maestro Provedel. Però il coro di Oderzo non si è fermato certo qui, perché ha deciso, come scelta di canti di questa serata, di dare onore alle due grandi guerre che hanno segnato profondamente la storia del 1900. E ha scelto di farlo anche con il secondo canto, con qualcosa che ha a che fare tanto con le buone tradizioni alpine, perché nel 1920 i primi 1000 alpini reduci dalla prima guerra mondiale, hanno deciso di ritrovarsi per rivivere i ricordi di quei momenti e per fare onore ai compagni che non ce l'hanno fatta, su un monte molto emblematico per le guerre combattute. E questo è il Monte Ortigara, lo conosciamo tutti, e lì sopra ci sta una colonna spezzata, dove c'è scritto sopra per non dimenticare. E è esattamente per questo che noi continuiamo a cantarle queste cose, per non dimenticare, perché da quel monte ancora oggi sale un grido di pace e di pietà che urla al mondo. Gli urli fatti in montagna arrivano lontano. E lasciamo la voce al coro di Oderzo.
Esatto, ragazzi. Complimenti. Invitiamo a malincuore il coro di Oderzo ad accomodarsi perché si avvicina già il momento del secondo coro. Un attimo soltanto per permettere il cambio. E io invito velocemente ad accomodarsi sul presbiterio il coro Ana del Montello. Signori, un caloroso applauso anche per loro di incoraggiamento. Con una bella mascherina verde alpino che gli corona il volto. Siete bellissimi con questa mascherina, lasciatevelo dire. Siete bellissimi anche senza mascherina però, Coro Ana del Montello, nato un po' più recente, nato fra il 1998 e il 1999 e raccoglie coristi provenienti dalla zona da 11 gruppi alpini che costeggiano proprio il Montello, da qui il loro nome, hanno voluto proprio tenere conto di tutti. Loro hanno fatto della tradizione, del radicamento alla propria terra forse la loro bandiera e tengono molto ad esprimere questa loro caratteristica. Hanno cantato un po' in tutto il Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, nel Trentino Alto Adige, si sono tolti anche lo sfizio di un giretto in Austria, ovviamente accompagnati dalle loro bellissime voci. E tengono a far notare una cosa che poi è propria un po' di tutti i cori. Cantano spesso e molto volentieri per gli ospiti delle case di riposo che non possono venire a sentirli in un concerto come questa sera e allora loro prendono macchina, scarpe, biciclette e li vanno a trovare loro e questa è una cosa bellissima perché ogni volta è una gioia quando si porta il canto anche all'interno di queste strutture. Allora, abbiamo detto che fanno della tradizione la loro bandiera, lo sentiremo anche attraverso i canti che hanno scelto per questa serata. Il coro è diretto dal maestro Armando Vian. Maestro, eccolo qui, non la vedevo, mi scusi. Armando Vian, che dirigerà magistralmente i due canti di questa sera. Per il primo canto, per presentarlo, io però ho bisogno di Nicola. Perché senza Nicola questo canto io non posso presentarlo. Faccio un passo avanti. Nicola, Eccomi vieni. qua. Perché 2 anni fa, ormai, nel 2019, presentando la Dunata degli Alpini di Treviso a Milano, sei uscito con una frase che è rimasta leggendaria. Dai. Zitti tutti, passa la sezione di Treviso. Esatto. In questo zitti tutti c'era tutto il senso dell'appartenenza, c'era la sensibilità nei confronti della terra del Piave, del Grappa e del Montello. E la canzone che il coro ci propone è la summa di questa storia, di questo senso di appartenenza, anche di quella vicenda storica che ha attraversato la nostra regione, la nostra provincia di Treviso e che ha diviso il Piave in una destra e sinistra Piave, diventata il luogo delle sofferenze non solo degli militari ma anche dei civili. La cima del Montello diventa questa sera una canzone scritta con il cuore e con la punta della penna. A voi il coro Ana del Montello. La cima del Montello sarà. La cima
E a piena voce anche il coro Ana del Montello ha rotto il ghiaccio questa sera. Complimenti ragazzi, è sempre bello sentirvi cantare. Non vi sentivamo proprio da tanto tempo, a dire la verità. La tradizione non è fatta soltanto di guerra. Noi siamo questa sera all'interno di un duomo, di un tempio, di una chiesa e sappiamo bene che la tradizione cristiana fa parte di noi e non è mai mancato a chi abbia passato la guerra o anche agli alpini di oggi il ricordo da dove veniamo e il ricordo di affidarsi a qualcuno che è più in alto di noi quando qui in terra non c'è più nessuna cosa a cui aggrapparsi. È molto bello che il coro Ana del Montello si sia ricordato anche di questo aspetto, perché questa sera ci propone un canto che è una sorta di preghiera alla Madre di Dio. Ed hanno già finito, ma che peccato però lasciarli andare così. Ma poi ci rivediamo di nuovo, vero? Sì, hanno detto che poi forse tornano. Io invito il coro Ana del Montello a lasciare il posto al coro che seguirà. Li lasciamo con un altro applauso che li accompagna nel loro uscire. E invitiamo a prendere posto in presbiterio il coro Cime d'Auta di Roncade. Arrivano, noi pazientiamo.
Il coro Cimedauta, se ci fa l'onore di venire qua con noi. Eccoli qui! Fiorella, intanto che il coro si schiera, ricordiamo dove sono le Cimedauta. Le Cimedauta rappresentano una parte significativa e importante del nostro patrimonio UNESCO, le Dolomiti. Se ne stanno sopra Agordo, se ne stanno sopra la Marmolada, se ne stanno a nord, verso la cima dell'uomo. Stanno a significare una cordonata di cime, di guglie e di balze che durante la Prima Guerra Mondiale divennero un terreno insanguinato di lotta senza quartiere. Anche le valanghe poterono sugli alpini, ma nessun altro riuscì a superare quel baluardo. Ed ecco perché allora, proprio in quel di Roncade, questa volta ad opera di una signorina, la signorina Annalisa Bagaggia, insieme ad un gruppo di appassionati, un giorno hanno deciso di ritrovarsi per cantare proprio di quello che è accaduto su queste Cimedauta. Non è casuale mai il nome che un coro si dà. E è venuto a formarsi un altro bellissimo coro che abbellisce la corona di questa nostra sezione. E da lì poi la cosa è proseguita e anche loro sempre ben radicati nella tradizione alpina, nella tradizione di montagna, nella tradizione proprio corale anche di musica popolare, anche di musica amorosa qualche volta. E si fregiano di due cose molto particolari, ma una ve la voglio dire, perché questo coro ha avuto l'onore e il privilegio di cantare all'interno delle grotte di Postumia per accompagnare durante un periodo natalizio di qualche anno fa i visitatori che camminavano lungo le grotte. Io oso solo immaginare lo spettacolo di sentir loro cantare mentre si guarda questa bellezza naturale. Deve essere stato estremamente emozionante. Voi l'avete vissuto, scusate, fanno segno di sì con la testa. Dietro le mascherine non si vede tanto però. Bene, allora, una nota. Contateli. 1 anno e mezzo fa erano un pochini di più. Perché quello che è passato in mezzo ha segnato in modo particolare questo coro. E io vi invito, prima che comincino, a dare a loro un incoraggiamento. Questo coro si è ritrovato 15 giorni fa per provare ed è qui questa sera per la prima volta dopo 1 anno e mezzo. Prego, se lo meritano tutto. E un incoraggiamento ci voleva, e se il maestro Gianluca Geminiani permette, maestro, eccoci qua, io passo a presentarvi il loro primo brano. E si tratta esattamente del brano che accennavamo in presentazione, il brano che è stato risultato vincitore a una canzone per la Donata del 2017. Dopo quello che vi ho detto, un coro non poteva non iniziare la loro prima esibizione con Quel che resta. Beh, Quel che resta è qui, ce la sta mettendo tutta e credo che ha bisogno di trovare veramente il coraggio per riuscire ad andare avanti in questo momento qui. Canterà una canzone che è un inno al silenzio, ad ammirare in silenzio, a soffrire anche in silenzio. È una canzone bellissima e struggente. Loro la canteranno bene, però voi, se la ascoltate bene, deve venirvi la pelle d'oca, perché se non vi viene, non l'avete ascoltata bene. Quel che resta, il coro Cimedauta.
Quel che resta, canzone vincitrice del concorso che venne indetto nel 2017 per la Dunata Nazionale a Treviso. Ma c'è anche un altro tipo, un'altra modalità di cantare, non solo quella della tradizione, quella legata al coro di montagna. C'è anche un nuovo filone che è nato ormai da ben qualche anno ed è ben conosciuto ed apprezzato da tutti voi, è quello del canto di ispirazione popolare ma d'autore. In questo caso il coro Cime d'Auta ci presenta un brano di Marco Maiero, autore friulano, noto agli amanti della coralità. Un gelso, i rami che si protendono al cielo, una vita che è passata, una storia di fatica e di lavoro che con la nuova società, quella che ben conosciamo, è avanzata e ha modificato la natura e la vita di quel gelso. Lui rimane con le radici ben ancorate nel terreno e nelle storie millenarie che ha visto crescere attorno a lui. Il mondo è cambiato, ma resta lui e resta la fantasia nostra che può dare libero sfogo alle fiabe che costruiamo ogni giorno. Grazie ad Antenna 3 che sta riprendendo questa serata in diretta e grazie al coro Cime d'Auta che ci presenta questa bellissima fiabe di Marco Maiero. Eccoci qui, il mezzo girasole di giallo vestito delle Cime d'Auta
dobbiamo congedarlo anche loro. Ragazzi, grazie, con voi ci rivediamo dopo sul finire della serata, grazie al maestro Geminiani, vi invito a lasciar posto al quarto coro che arriva dopo di voi. E accompagniamoli sempre con un bellissimo applauso, siete bravissimi a fare gli applausi. E ci lascia il coro Cime d'Auta e incombe dietro di loro Ottetto Ana Treviso, che invitiamo ad accomodarsi in presbiterio. Eccoli qui. L'Ottetto, loro sono decisamente i più giovani. È l'ultimo coro nato nella sezione di Treviso e forse anche con tanto da imparare, ma anche con tantissima voglia di fare. Sono nati nel 2016. Le loro caratteristiche? Agilità, versatilità, voglia di fare e soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco, provare sfide nuove. Questa sera ce ne daranno una dimostrazione. Loro trovano stimolo da questo, soprattutto perché a loro piace cantare. Sono un gruppo piccolo. Oh, non sono 8, vero? Ottetto significa mai più di 12, mai meno di 8, perché il minimo di voci, 2 per voce, 8 voci. Questo è il significato del nome. E questa sera sono 8, 9, 10, 11, non si sa mai in quanti si presentano di preciso, questa è l'incognita e anche indoviniamo in quanti arrivano con l'ottetto, può diventare un gioco. Allora, loro si cimentano in molte cose, essendo un gruppo molto piccolo ci stanno ovunque, potremmo dire anche nel salotto di casa nostra, perché ovviamente è un gruppo che si adatta a qualsiasi situazione, hanno cantato in moltissimi luoghi e in questo periodo è stato forse l'unico vantaggio, perché forse è l'unico coro che ha continuato a poter fare qualcosa proprio per le ridotte dimensioni. Ecco, vediamo come un'idea buttata lì, nata con l'idea di fare qualcosa di diverso, poi trova anche un impiego e anche la sua fortuna alla fine. Bene, non ha maestro, altra novità. Qui tutti maestri, vero? Più o meno sì. Hanno un presidente, ogni tanto lo scambiamo per il maestro, ma lui ci dice puntualmente che non è maestro. Lo diciamo a tutto il pubblico, anche quello a casa, lo diciamo. Il presidente è Devi Ruffoni. Questa sera ci danno un assaggio di una cosa scovata da loro. È un canto tradizionale, non si sa bene se risalga al 1800, in ambiente tedesco, in ambiente inglese. Insomma, loro l'hanno preso e hanno deciso che gli piaceva e l'hanno tradotto e l'hanno anche armonizzato per coro. C'è qualcuno qui che si chiama Marco Mattiuzzo che fa questi bei lavoretti per il coro, si mette di prova e prova e prova e prova e alla fine gli riesce anche qualcosa. È la prima canzone che cantano. Si intitola Lo straniero viaggiatore. È una sorta di canto di commiato quello che canteranno. Vedete che i generi cambiano moltissimo e i vari generi danno anche esempio delle capacità armoniche che hanno questi cori. Un canto di commiato cantato da qualcuno che è cosciente che sta per lasciare questa terra e canta il suo dolore, canta il suo saluto. La mia vita è finita, vado a raggiungere chi non c'è più. E diventa all'improvviso uno straniero viaggiatore che sta per intraprendere un viaggio verso qualcosa che non sa. Lasciamo alle voci dell'ottetto il raccontarci che cosa ci sarà dopo. Lo straniero viaggiatore. Io sono un povero straniero in viaggio con il suo dolore.
Davvero eccezionale. Non mi resta che dire, ragazzi, questo è davvero un buon lavoro e invitarvi a continuare a fare cose di questo tipo. Ne abbiamo bisogno anche di qualcuno che guarda al futuro. Però adesso cambiamo anche con loro genere, passiamo dal canto di commiato a un qualcosa che sembra quasi una ballata. Proprio il massimo della versatilità stasera, vero Tetto? Non facciamoci mancare nulla. Allora, dalla tradizione di qualcosa di sconosciuto a qualcuno di molto conosciuto, perché il maestro Beppi De Marzi non lascia mai nulla di intentato e essendo nato ad Arzignano lì c'è un bel castello con un carico di storia e le storie a lui piacciono e a noi piace sentirsele raccontare. Storie in un castello ne passano tante, storie di re, regine, di capitani, di amori, di regine viziate che rincorrono l'impossibile. Ne nasce quasi una storia da cantastorie. L'Ottetto ci vuole lasciare con un po' di allegria questa sera e ci propone di Beppi De Marzi San Mattio. La regina de San Mattio la vole l'acqua dentro il suo castello, ma che la porta il capitano, quel che comanda la città de Giano. Con la regina de San Mattio la vole l'acqua dentro il suo castello, ma che la porta il capitano, quel che comanda la città de Giano. Ma capitano, casa l'amore, la se la fiola de Milano bello, e se la porta nel suo castello, e l'indormenza con le serenate di capitano, sveglia tutta la città de Giano. Ma la regina non si contenta, la vole l'acqua della valle scura. Il capitano e da paura della busa fonda, la busa nera, e il capitano bello se dispera, il capitano, quel che comanda la città de Giano. Ma la regina non si contenta, la vole l'acqua rente l'erba menta, con l'erba amara, la busa fonda la diventa ciara. Il primo sole della mattina, la prima onda se dell'acqua fina, il primo sole, la prima onda, con l'acqua fina la diventa bionda. Col primo sole della mattina il capitano trova l'acqua fina, il primo sole, la prima onda, con l'erba menta la diventa bionda. Col primo ciaro della mattina il capitano beve l'acqua fina. Ma la regina non si contenta, la vole l'acqua dentro il suo castello, che la porta col capitano, la bolla fiola del Milano bello del Campotondo, che tanti fiori che profuma il mondo. Ma il capitano li porta via, così la storia del suo se la storia del capitano, perché comanda la città de Giano. La storia della regina che la voleva tutta l'acqua fina, ma il capitano la porta via, ma il capitano la porta via, ma il capitano la porta via, così la storia del suo porta via, così la storia la se finia, così la storia la se finia, la se finia, la se finia, la se finia, la se finia. Sanno di piacere, sanno che la strada è erta, una bella salita, però loro la stanno facendo con agilità. È sempre molto bello, un grande piacere ascoltarvi. So che siete anche gente da divano, e quindi ascoltate e conoscete bene Max Gazzè quando dice la musica può fare, e mi pare proprio che col coro Ottetto la musica può fare. Bravi, grazie. Io lo so
voi avete le vostre perplessità e noi però abbiamo i nostri doveri. Questa è una serata celebrativa dei cori della sezione di Treviso. 7 cori non sono pochi, anzi sono un patrimonio inestimabile. Credo ben poche altre sezioni in Italia possano vantare una presenza di canterini così significativa. E quindi è giusto che diamo loro la soddisfazione che meritano, menzionando i direttori, i presidenti, raccontando a modo nostro la scheda di presentazione di ognuno di loro. So che togliamo il ritmo al piacere di ascoltarli, però per noi è una serata importante perché 100 anni arrivano, come è scontato dire, una volta sola e 100 anni vanno festeggiati in questa casa in modo particolare, ad Oderzo, patria di cori, patria di brave persone, persone di grande, straordinaria umanità e capacità. E siccome questa sera abbiamo il piacere di avere anche i presidenti emeriti della nostra sezione, in sala c'è Raffaele Panno, c'è il nostro Luigi Casagrande, doveva esserci Ivano Gentili che è trattenuto da altri impegni, ma vorrei cominciare insieme con Marco Piovesan, presidente in pectore della sezione di Treviso, proprio da Luigi Casagrande. Luigi, ben trovato. Sì. Non so se è una sorpresa il fatto di citarti. Abbiamo vissuto con te, insieme con la signora sindaco di Oderzo, quest'estate a luglio, una bellissima giornata dedicata a un concittadino emerito della città di Oderzo, quando nel centro per i ragazzi disabili, recuperato sotto la tua reggenza da un padiglione dell'ex psichiatrico, ci siamo trovati per dire grazie. È stato un bellissimo momento. La tua comunità, la tua città, il tuo coro ti dice grazie ancora una volta e lo vuole fare Marco con la consegna di un dono particolare. Cosa sarà mai? Sono la medaglia dei 50 anni di vita della sezione di Treviso, medaglia storica coniata nel 1971 e rimasta come un tesoretto nelle segrete e nei forzieri della sezione, insieme con la medaglia a tiratura limitatissima dedicata al 100° anniversario. Ecco, questo per esprimerti la nostra riconoscenza, per esprimerti il grazie corale per quanto hai fatto e per essere un artigliere da montagna. Il che è tutto dire. Certo, quello che ho fatto non l'ho fatto solo io, l'hanno fatto gli alpini con me e quindi dobbiamo ringraziare tutti gli alpini che mi hanno dato una mano per fare quello che abbiamo fatto, non quello che ho fatto, perché io sono stato poco, gli alpini sono molto. Grazie Luigi, questa è la testimonianza del centenario. Non di Luigi Centenario, ma del significato dei 100 anni degli alpini. Grazie. Un grazie corale lo dobbiamo alla famiglia Covre Cancian Greguol. Sì, lo dobbiamo proprio a loro, perché la loro vicinanza al mondo degli alpini, alla coralità, è nota. Deriva da una presenza significativa e importante che è stata una gioia non solo all'interno della loro cerchia familiare, ma credo per tutta la comunità di Oderzo e anche per una buona parte della comunità veneta. Beppi Covre è un personaggio, è lui, sappiamo chi è, lo conosciamo e non manchiamo mai di ricordarne alcune gesta e alcuni passaggi, alcune frasi storiche e di ricordare ed apprezzare come attraverso il suo insegnamento all'interno della famiglia ci sia una continuità. Ci sia una continuità anche l'azione di riconoscimento del valore sociale del bene e del buono. Ed è per questo che io vorrei consegnare, anzi la sezione di Treviso vuole consegnare alla famiglia
alla famiglia Covre Cancian un piccolo pensiero, una testimonianza di questo affetto che nutriamo e di questa riconoscenza. Vorremmo che entrambi, sì, la signora Cancian insieme con Giovanni Covre, rappresentanti della famiglia e della loro capacità imprenditoriale, si avvicinassero per ricevere questo pensiero. So che Giovanni è il portavoce della famiglia. Sì. Grazie. Sì, non me l'aspettavo, quindi per noi è stato un piacere partecipare è un piacere partecipare a questo evento e non so, sono emozionato. È la prima volta. Nonostante abbia avuto un papà alpino, è la prima volta che partecipo a un evento del genere e posso dire che fino adesso è stato emozionante, è stato bellissimo, veramente complimenti agli alpini, ai cori e a chi ha organizzato tutto questo, insomma. Quindi grazie, e per noi è davvero un piacere aver sostenuto questa manifestazione. Grazie ancora e scusate ma... Grazie a voi. All'insegna che, Fiorella, si dice il bene deve fare rumore. Dovrebbe urlare il bene, non solo fare rumore, e invece il bene più grande passa sempre in silenzio. Ti raggiungo, Nicola, perché parlare da dietro non è tanto educato. Signora Sindaco, la comunità alpina è felice e onorata di essere ospite questa sera ad Oderzo. Ci sono tante occasioni in cui si incrocia la vita degli alpini con quella della comunità opitergina e mi pare che poi i frutti siano sempre stati piuttosto importanti e significativi. Noi vorremmo riconoscerle la vicinanza che ha sempre manifestato al mondo degli alpini in questo arco di tempo che l'ha vista al comando della comunità d'Oderzo. Abbiamo un pensiero che siamo onorati e felici di attribuirle. Grazie e siamo felicissimi di rivedere e risentire gli alpini. Ci siete mancati in questo periodo, ci sono mancati i vostri canti e ci è mancata la vostra presenza. C'è bisogno di uno spirito come il vostro nella società, c'è bisogno di smetterla con le litigate, di serietà e allegria in contemporanea. Solo voi riuscite a essere serissimi e contemporaneamente allegri, sapete portare questo spirito di unità, di corpo, per cui all'interno dei cori, dei gruppi alpini, ovviamente ci sono mille idee, mille diversità, eppure riuscite a essere uniti e sempre solidali per aiutare il prossimo e per vivere nel migliore dei modi. Quindi il vostro esempio ci serve assolutamente. Grazie. Grazie a lei, signora Sindaco. Grazie. All'abate. C'è ancora qualcuno? Sì, c'è ancora qualcuno. Sì. C'è il nostro anche più abate. di uno, a dire la verità. C'è il nostro abate. Aspettiamo anche lei, prego. Sì, vorremmo che anche lei ricevesse un segno della nostra presenza e della vicinanza che voi conoscete. Ma anche per la disponibilità ad offrire Certo. questo luogo, perché la Chiesa è una casa con le porte aperte. Stiamo per ritornare ai cori, tranquilli, stiamo per ritornare ai cori, non prima di aver nuovamente ringraziato la rappresentante della Regione del Veneto. Grazie, consigliere Sonia Brescancin,
grazie della sua presenza, sapere di averla qua, e sappiamo che lei è vicina al mondo degli alpini, e così come la Regione è vicina al mondo della coralità e sostiene la cultura genuina e vera della nostra gente a spada tratta, è un grande conforto per noi ed uno stimolo per continuare sentendoci appoggiati in una strada condivisa. Grazie. Assessore alla cultura della comunità di Oderzo. Tocca a te, Fiorella. Aiutami con il nome però, Nicola. È la signora Lara Corte. Signora Lara Corte, noi vorremmo averla un attimo qui con noi. Prego. È stata una richiesta specifica questa volta del Comitato per l'organizzazione del centenario, perché se qualcuno fa le cose assolutamente per dovere o anche è qui magari perché ha una carica istituzionale, molto viene dato anche per amore. E questa sera credo che ne abbiamo avuto più di una prova. È quel sovrappiù che fa diventare belle le cose, belle le partecipazioni, e la signora Lara lo ha dimostrato con l'aiuto donato per l'organizzazione e anche, a quanto mi hanno detto, per il bene che vuole al coro Ana di Oderzo. Vi invito a un applauso anche per questo. Grazie, grazie davvero. Fiorella, torniamo ai cori. Tocca al coro Famiglia Alpina. Coro, prego, prendete pure posto nel presbiterio. Un altro coro che ci è mancato tantissimo. Eccoli qua. Contrariamente a quanto fatto finora, il coro Famiglia Alpina lo voglio presentare io. E il piacere è grande perché la famiglia alpina è qualcosa di davvero importante e significativo. È uno di quei punti miliari sui quali appoggiare la nostra vita, le nostre sicurezze, le nostre certezze. E questo coro è una certezza per la comunità di Breda di Piave, è una certezza per quelle famiglie ed è una certezza per chi li ascolta, perché insieme con la gioia, con la capacità di esprimere attraverso il canto la solidarietà, la vicinanza, la serenità, riesce a serrare sotto, a fare comunità. Una comunità fatta di intelligenze, fatta di allegria, fatta di spirito di servizio. E questo spirito di servizio li porta anche a sentirsi genuini, a sentirsi di prossimità, la buona man di un tempo. Le canzoni che ci presentano questa sera sono banalmente semplici, ma è un banalmente che lascia invece indietro un retroterra storico e culturale che è straordinario. È una scelta che ha fatto il loro maestro, che ha fatto Tommaso Vio. Una scelta di presentarci Monte Canino e Val Alpin, due canzoni squisitissimamente alpine, il lungo treno che andava al confine. Quanti di noi sono partiti per andare a Naia e a Treviso, Conegliano, Pordenone, Sacile, prendevano questo treno che arrivava fino a Tarvisio e faceva la curva della pianura friulana, e fuori dai finestrini noi a vedere e a sentire cadenzate le stazioni. Erano le nostre emozioni. Monte Canino è il primo brano che ci raccontano, e poi c'è Val Alpin sull'alte cime, passa lo sciator. Questa era la vita degli alpini, questa era l'attività formativa, la montagna, le sue asperità, le sue difficoltà, e insieme con quelle cresci, impari a essere insieme, a stare vicino, a dare una mano. Sono regole, leggi mutuate dalla natura, e il coro Famiglia Alpina queste regole della natura ce le regala con due bellissime storiche canzoni degli alpini, Monte Canino e Val Alpin.
famiglia alpina, ma certo che a voi la pandemia sì vi ha fatto bene, e quasi non vi riconoscevo neanche. Maestro, venga un attimo qui con me, perché mentre lo vedo da dietro il maestro, e vorrei che facesse anche al nostro pubblico uno dei tanti sorrisi che ha fatto al suo coro mentre li dirigeva. È stata una cosa bellissima da vedere. Sorride così anche a prove? Va bene, questa è una bella qualità. Bene, lasciamo andare anche il coro Famiglia Alpina, ben ritrovati anche a voi. Speriamo di ritrovarci presto in altra occasione. Io vi saluto perché incombe il penultimo coro. Forza, forza, accompagnateli, dai! E invito qui con noi il coro I Gravaioli. Eccoli qua, si fanno coraggio e prendono posto in presbiterio. E mentre loro prendono posto, io posso dirvi che il coro I Gravaioli fa sede in quel di Maserata sul Piave. Certo che questi posti così emblematici, Montello, Piave, oltre ad avere una grande storia, hanno dato sviluppo poi anche a molte altre cose belle. Anche loro legati ovviamente alla tradizione del territorio, il loro nome lo dice bene. In questo caso Maserata sul Piave. Sappiamo bene cosa sono le grave del Piave, chi ci è nato come me o come loro le conosce bene, quelle distese di sassi dove si fa fatica a camminare e dove per gli anni che furono era anche difficile vivere. E invece loro ne hanno fatto la loro bandiera di quelle grave e io vi assicuro che per chi ci è nato in quei luoghi è davvero motivo di orgoglio poter dire io sono nato lì, sulle sponde del Piave, quella era casa mia. Questo è quello che portano avanti loro, quello che sentono in cuore quando cantano. Forse se abbiamo ascoltato veramente bene dalle voci di ogni coro questa sera abbiamo colto anche un po' quello che loro hanno nel cuore. Certo poi, come tutti i cori, hanno una vasta gamma di canti con i quali si esibiscono e ci mancherebbe che non fosse così, altrimenti avremo mezzi cori, ma qui abbiamo tutti i cori completi in provincia di Treviso e bellissimi. Non so se avete notato anche la bellezza e i colori delle divise che ognuno porta. Vedeste quelle invernali, sono ancora più colorate. Allora, anche loro hanno inciso qualcosa, un CD, Canta il Gravaiol, se qualcuno è interessato può avvicinarsi al coro. E promuovono annualmente nel mese di maggio in quel di Maserata una rassegna di canti popolari ormai diventata veramente tradizionale e arrivata ormai a un buon numero di rappresentazioni. E in giro per l'Europa, loro sono stati a Parigi e mi hanno chiesto di ricordarlo perché è una cosa che li ha resi particolarmente orgogliosi e hanno avuto modo di esibirsi all'interno del Palazzo dell'UNESCO. Facciamogli onore perché meritano, sono per loro dei traguardi questi qui. Ma la cosa più bella è che forse è bene che facciamo cantare loro piuttosto che sentire parlare me. Sono diretti dal maestro Alessandro Facchin, eccolo lì che attende, e un altro canto di montagna. Ne abbiamo sentito più di uno questa sera. Prima Nicola, che ci spiegava delle cime d'Auta, ci ha dato forse anche il là di che cosa è la montagna per gli alpini. C'è qualcuno che lo porta addirittura nel nome. La montagna è il respiro vitale di un alpino. Ce l'hanno nel loro nome il nome di una catena montuosa, sicché non possono non cantare la montagna e la cantano sempre con molto orgoglio. Non vi dico le camminate in montagna che ancora oggi tutti si fregiano di fare, ma lasciamo scaldare le voci anche a questo bellissimo coro che ci canta Monte Nero.
Ed è bellissimo sentire che qui le voci non si sono perse e lo smalto neanche. Ma che vispi! Complimenti! Veramente, ma una limpidezza di canto che è stata veramente deliziosa da sentire. D'altronde per affrontare il canto successivo ce ne vuole, perché è un canto un tantino impegnativo anche il prossimo e d'altronde Giorgio Susana quando si esprime bene, però mette alla prova anche i cori, bisogna dirli, ma i Gravaioli le sfide le accettano, questa credo che la vinceranno da come li abbiamo sentiti partire e il canto anche qui è un commovente saluto di una persona già morta in questa cosa qui. Cosa potrebbe dire uno che non ha più niente da dire? Quali potrebbero essere i pensieri che vuole esprimere, gli ultimi pensieri? Quelli che non ha potuto dire. Ecco, questo ha voluto raccontarsi Giorgio Susana, ma invece questa sera ce la raccontano i Gravaioli. Io resto qui. Io
Io resto qui, addio. Stanotte mi coprirà la neve e voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Io resto qui, con altri amici in questa terra, e voi che tornerete a casa, sappiate che qui, anche qui, dove riposo, in questo campo, vicino al bosco di Betulle, verrà la primavera. E sono soddisfazioni. Evviva i Gravaroli, pan e giara, gravaioli, le grave, pan e giara lo stesso, però ragazzi, che ghiaia, davvero, complimenti. Diamo ingresso all'ultimo coro di questa carrellata, il settimo petalo di questo bellissimo fiore, il coro Ana di Preganziol. Anch'esso stessa età dei Gravaioli, 1976, anno di Costituzione. Forse erano anni turbolenti, c'erano tante idee che viaggiavano nella testa dei giovani e un audace maestro, il maestro Angelo Smeazzetto, decise che forse mandarli a cantare poteva risolvere qualche problema in più, poteva vedere questi baldi giovani alpini appena congedati, serrare sotto e vivacizzare la storia di un gruppo. Il coro Ana di Preganziol è invitato ad entrare, accolto da un applauso. Lo volevano, hanno indugiato perché speravano in questo applauso che li ringalluzzisce, li rimette di nuovo con quella gioia e con quel gusto di venire a cantare, di esibirsi. E non è che di esibizioni ne abbiano poche, hanno sempre cantato alle adunate nazionali, sempre presenti quando si tratta di realizzare la solidarietà che passa attraverso una bella serata corale o un bel momento di vita con i componenti del coro. Realizzano una rassegna giunta alla 28ª edizione, Canta Alpini. E guardate che raggiungere 28 edizioni in una kermesse di cori è davvero un lavoro non facile e evidentemente le soddisfazioni non mancano. Davvero i nostri complimenti, felici che siate qua e facciate parte della nostra famiglia. Sono condotti dal maestro Fabio Bettiol e questa sera ci presentano due brani che agli alpini sono molto cari e sono anche molto conosciuti a tutti noi. Mi sono permesso io di chiedere a Fiorella di lasciarmi presentare il coro, indegnamente magari, ma perché i brani che ci propongono, Iosca La Rossa e Daudin Siam Partiti, fanno parte ancora una volta di quel repertorio dell'anima che caratterizza la nostra vita. Ed è giusto che possano essere anche dedicati. È scomparso recentemente Alim Morozov, colui che ha facilitato e non poco la realizzazione dell'asilo Sorriso a Rosoche, dove c'era il comando dell'armata alpina. Alim ha contribuito molto a creare legami di amicizia e a superare la diffidenza tra il popolo italiano e il popolo russo. A maggior ragione tra il popolo russo e quello italiano.
E lui ha scritto un libro di memorie dicendo che quando arrivarono gli italiani, era bambino, aveva 9-10 anni, e nella casa sua era stata realizzata la cucina per i sottufficiali, e quindi aveva dimestichezza con questi soldati che trovava buoni, trovava generosi, trovava disponibili, molto tesi alla famiglia, sempre alla ricerca di un gesto d'affetto e di coralità. E quindi Joschka La Rossa penso che possa essere ben dedicata ad Ali Morozov. E poi c'è Daudin, siamo partiti, motorizzati a piedi. Credo che gli alpini siano un esempio dell'arte di arrangiarsi. Oggi, signora Sindaco, con un po' di difficoltà, perché qualche bastone tra le ruote, signor consigliere regionale, ce lo troviamo. Ci piacerebbe un po' meno di burocrazia. Si diceva che gli alpini vedevano una gallina, sfamavano un reggimento, trovavano un pezzo di corda, riuscivano a superare un elemento invalicabile, avevano 4 sassi, costruivano una montagna. A noi manca il lavoro manuale, siamo però ancora quelli, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello. Le mani le abbiamo ancora e ci piace utilizzarle secondo il nostro motto: ricordare i morti aiutando i vivi. Coro Ana di Preganziol, Joschka La Rossa e Daudin, siamo partiti.
Iosca, 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 salta la mura, fermatela, oh. Iosca, 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 salta la mura finché la dura, oh. Iosca, 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 salta la mura. Da Udine siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amor. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amor. La Grecia terminata, a Udine siamo tornati, che tosto per la Russia noi siamo destinati, e partiremo ancora, ancora con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amor. E partiremo ancora, ancora con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amor. Motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far dell'atto, l'alpille sempre Sì, la pille è sempre quella, ma la pille è sempre bella anche. Grazie al coro Anna di Preganziol. Nicola, sembra impossibile, Sembra ma abbiamo impossibile, finito i cori, eppure ne avevamo 7. Sì, sembra impossibile, ma la serata volge al termine. E come vi dicevo prima, è una serata che tende a riconoscere anche la grandezza e la bravura degli alpini all'interno della sezione. Abbiamo la fortuna di avere con noi anche il consigliere nazionale di nostro riferimento, Daniele Bassetto. Non ti facciamo parlare, Daniele, ma la tua presenza ci conforta. Sappiamo che sei qua e in veste di presidente di coro e in veste di consigliere nazionale. Vogliamo qua te e Marco. Marco Piovesan, il presidente in pectore della sezione di Treviso, giovane, non ha ancora arcuato le gambe perché il peso dello zaino è grave, ma ancora riesce a portarlo benissimo. Però Nicola, ancora giovane. Nicola, mi permetto di fermarti perché credo che ci siamo dimenticati io e te di una cosetta.
di far rientrare tutti i cori qua in presbiterio, così mentre noi facciamo le nostre cosette, loro si sistemano per bene, perché hanno ancora voglia di cantare. Dopo 1 anno e mezzo di pausa stasera non li fermiamo più, Sicché preparatevi perché ne abbiamo per altre 2 orette. Finita la diretta di Antenna 3, noi ricominciamo da capo, altri 2 canti per coro e via. Sì, hai veramente ragione, ce li gustiamo, anche noi scendiamo, ci mettiamo tra il pubblico e ci gustiamo queste canzoni. L'astinenza è stata lunga. Fiorella, chiama i cori, invitali ad entrare e voi applaudite. Coro Ana di Oderzo, coro Ana del Montello, coro Cime d'Auta, gruppo vocale Ottetto Ana Treviso, coro Ana Fameia Alpina, coro Ana i Gravaioli, coro Ana di Preganziol. Sono una cosa spettacolare insieme. Sì. Per chi ha avuto modo di gustare i concerti del coro dei cori, fate conto tutti loro assieme. Vi lascio, poi ve lo facciamo un assaggino, ve lo facciamo sentire, così sentirete la grandezza della coralità della sezione di Treviso nel suo insieme. Chiamiamo i maestri e i presidenti di coro. Ecco, se vogliono avvicinarsi. Viene a loro consegnato, a memoria e a testimonianza di questi 100 anni, il libro dal titolo I cori alpini, musiche, testi, esperienze, storia. È un libro edito dall'Associazione Nazionale Alpini dal Centro Studi e vuole riassumere il senso della coralità, del continuare a cantare e a voler insegnare a cantare alla nostra gioventù. Bene, invito tutti i presidenti a prepararsi e a raggiungermi il presidente del coro Ana di Oderzo. Giancarlo Casagrande. Consegna il presidente Piovesan. Segue il coro Ana del Montello, il presidente Ubaldo Luban. No, viene il maestro, prego. Il coro Ana Cime d'Auta. Viene il maestro Gianluca Gemignani. Gruppo corale Ottetto con il suo coordinatore David Ruffoni. Che in questo caso coordinatore vuol dire quello che offre le cene, che telefona, che dice venite, ci troviamo, facciamo una buona bottiglia da bere, il coordinamento. Bravo Devi. Coro Ana Fameia Alpina, il presidente Diego Paro. Eccolo che arriva, toglie la mascherina. Coro Ana i Gravaroli con Silvano Polo. Nicola Gravaioli. Gravaioli, sì. E risolto anche con i Gravaioli, coro Ana di Preganziol, il presidente Walter Aiolo. Al presidente di sezione l'espressione dell'orgoglio alpino. Buonasera a tutti, sicuramente un orgoglio e una grande emozione per me vedervi numerosi. Ringrazio ancora Antenna 3 per permettere a tanti altri di vedere questo spettacolo
da casa. 100 anni sono tanti e ho l'onore di presiedere una sezione così importante in questo anno speciale. Un ringraziamento da parte mia al vicario, che da ormai 2 anni lavoriamo assieme per realizzare questi eventi, e penso che stasera sia degno di un grande applauso. Grazie mille a Franco Giacomin. Il buon lavoro di squadra porta buoni risultati. Con lui ci sono tanti altri alpini che lavorano assieme, però un buon coordinatore porta sempre buoni risultati, come ho detto prima. Ringraziamento a Daniele. Daniele è il nostro consigliere nazionale di riferimento, ai nostri presidenti delle consorelle Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, che dopo quella grande avventura del 2017 stiamo ancora tessendo la tela per continuare un bel drappo che porteremo a lungo assieme. Penso che assieme potremo fare tanta strada ancora. E non per ultimi, a tutti i miei alpini, che veramente, l'ho già detto tante volte, quell'emozione nel 2018, nella mia prima sfilata, avere dietro oltre 1000 persone, essere il capofila, è stata un'emozione grandissima, che mi porto nel cuore e me lo porterò per sempre. Sono riconoscente a quanto mi stanno dando, perché quello che sto cercando di dare io sicuramente è la millesima parte della loro che mi torna indietro. Quindi da parte mia grazie a tutti quanti, abbiamo un centenario da festeggiare assieme, abbiamo altri appuntamenti assieme da passare in compagnia nel vivere la nostra alpinità, e sicuramente potremo fare un lungo cammino per altri 100 anni assieme. Grazie mille a tutti, viva la sezione di Treviso, viva l'Italia! Grazie, grazie davvero. Prima credo che in molti di voi ci sia stato un po' di brivido di pelle d'oca, perché su Valle Alpino, nella sua chiusura, si è parlato dell'orgoglio, del fatto di essere alpini e di portare il cappello con la penna nera. Mi pare che il coro dei cori abbia in programma di regalarci proprio sul cappello. C'è una lunga penna nera
e ci voleva la standing ovation per questa cosa che abbiamo sentito. Siete un muro di volti e un muro di voci. Sentirvi da fuori, credo che l'hanno sentiti su tutta Oderzo questa sera. Sono veramente un impatto sonoro di grosso rilievo. Sì, questo ancora una volta ringraziando l'abate del Duomo di Oderzo che ci ha gentilmente dato questa disponibilità. Grazie ancora. Abbiamo degli appuntamenti che ci attendono. 2 ottobre a Montebelluna, presentazione del libro sui 100 anni della storia della sezione di Treviso. Poi il 16 e 17 ottobre la grande adunata degli alpini di Treviso a Castelfranco. E poi ancora il 30 e il 31 di ottobre le staffette che dai luoghi del cuore della terra trevigiana raggiungeranno la periferia di Treviso e nella giornata di domenica, insieme con cori e fanfare, la cerimonia di chiusura di questo centenario, con la parte più solenne e più ufficiale rivolta alla città. La collocazione della pietra d'inciampo dove esisteva quella storica locanda nella quale nel 1921 i nostri prodi reduci crearono e costruirono la nostra sezione di Treviso. Ce n'è anche un altro, Nicola, il più vicino di tutti. Vicino è sabato prossimo a Resana, la tappa di avvicinamento al raduno sezionale di Castelfranco Veneto. E molti di questi appuntamenti ritroveremo qualcuno di questi cori. Sì che se vi sono piaciuti continuate a seguire gli appuntamenti del centenario e della sezionale, perché troveremo sempre qualcosa di bello, ma con gli alpini è sempre così. Scusate, io li amo da morire, i cori in particolare modo. Fiorella, ci accingiamo a salutarvi, a ringraziarvi per la vostra attenzione, per la vostra presenza, per aver condiviso con noi i valori alpini e la serata. Grazie di cuore, grazie davvero. Sì, un ringraziamento anche da parte mia, a voi tutti del pubblico, voi che siete riusciti ad entrare qui, perché ovviamente l'ingresso era contingentato. Abbiamo dovuto gestirlo, ma ormai ci siamo anche abituati a queste cose. Un ringraziamento a tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, mi auguro che siamo riusciti ad accontentare ben più persone di quelli che sono riusciti ad entrare qui, sì che un ringraziamento ad Antenna 3 per il servizio che ci ha fatto questa sera. Noi speriamo di aver offerto uno spettacolo assolutamente degno di questa serata. Speriamo di aver raccontato una parte della vita della sezione di Treviso e della trevigianità. Io volevo fare un ringraziamento particolare ai ragazzi del comitato per i festeggiamenti del centenario, perché stanno lavorando come dei dannati. Stasera siamo in chiesa, allora chiediamo una benedizione per tutti questi ragazzi che arrivano in fondo a tutti questi appuntamenti veramente con grande successo. Ringraziamo anche il padrone di casa perché potersi esibire all'interno di un ambiente storico e anche accogliente di questo tipo, sapendo che ad accogliersi c'è anche il Padre Eterno, si canta ancora meglio. Perché abbiamo pensato a tutti, ma c'è anche questo qui dentro in modo particolare, ma nei nostri cuori un po' di più magari. Assolutamente sì. Allora, da Fiorella Colomberotto e da Nicola Stefani, il grazie affettuoso e il buon rientro a casa. E se mi portano il cappello, perché vedere Nicola senza cappello fa tanto strano per chi lo conosce. Mi metto anch'io sull'attenti nell'ascoltare l'ultima canta che ci viene proposta. Dopodiché a casa e in branda, che domani le luni e se torna a lavorare. Sì. Non poteva mancare un omaggio floreale alla nostra conduttrice. Grazie mille Nicola, grazie mille Fiorella. Bellissima serata, grazie mille ancora. Signore delle cime!